Chi è Germano Monturi, al di là di quello che è il teatro di oggi e quello che è l'uomo che ha fatto un percorso importante e che molto ha dato e ovviamente molto anche ha ricevuto nella sua vita, no? E poi abbiamo anche altri appuntamenti, perché venerdì 12 abbiamo un appuntamento per ricordare uno chef molto importante, Bruno Zinzone, un maestro della cucina friulana. Saremo qui a ricordare questo maestro venerdì 12 novembre alle ore 20. E poi, se avete dei bambini a casa, l'AIDA era quella che consumava più prodotti d'oca di eccellenza, in quanto il territorio proprio ormai soffriva di questo palmipede sporcaccione, questo palmipede che per molti anni è stato sì l'alimentazione con il maiale, però dopo è andato in disuso per motivi legati alla piuma, quindi il materiale sintetico, per quanto riguarda le cotture, le lunghe cotture che ormai eravamo abituati alle cotture veloci, tutte queste cose che voglio dire a lei, ma in particolare lì, insieme a lei c'è una signora che fa parte dell'azienda, la portavoce chiamiamo, ecco, sarà Alana che rappresenta, e quindi a lei il microfono. Le presento la dottoressa Desiree, che collabora con noi, che vi spiegherà lei la nostra azienda. Comunque il blocco si usa proprio adesso e ancora con dei prezzi. C'è un macellaio di Venezia che si chiama Curiel che vuole smettere di fare questo mestiere, ma io non ho le oche. Procurami 5 oche e io con Curiel impariamo a fare il salame d'oca. Quindi I casai di Occidente, i casali dell'Oca Bianca, perché avevamo praticamente tutte le serate imperniate a preparare piatti d'oca. Quindi alla festa del Carlo di Bologna per 3 volte abbiamo fatto queste. Qui accanto in questa nicchia, che mi piace proprio ricordare, è un momento particolare della cultura, della cucina di questi territori proprio. E il trofeo dell'Oca, il premio nazionale dell'Oca 1986, che è stato attribuito alla famiglia Macco, quindi Adelino, Mario e Severino, che doveva esserci questa sera, che hanno avuto questo premio, quindi cuochi arrivati da tutta l'Italia, dalla Sicilia, dall'Umbria, e praticamente questo è stata fatta poi una congregazione, una istituzione dell'Oca con